Venerdì 9 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Tra poco, come salvare il turismo dopo Harry e Niscemi, Assobalneari e Confindustria chiederanno precisi interventi. Subito dopo presenteremo La Pentalogia dell'amore, il nuovo libro del professor Rosario Castelli, e più tardi sarà con noi Peppe Nappa, la maschera catanese che è tornata a scuola. Intanto le notizie: a Niscemi, dove è piovuto per tutta la notte, la frana continua ad avanzare anche se lentamente. Nel pomeriggio cominceranno le operazioni di recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate che andranno perdute, operazioni organizzate dai Vigili del Fuoco. Vediamo. A Niscemi la frana non si ferma e il paese resta in gran parte paralizzato. Ieri è stato installato un nuovo campo dei Vigili del Fuoco. Oggi pomeriggio partiranno le operazioni di recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate nella zona rossa, compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. I Vigili del Fuoco accompagneranno i residenti per accessi brevi e controllati dopo le verifiche tecniche con strumenti in grado di rilevare anche minimi movimenti del terreno. Si prevedono tra i 60 e gli 80 interventi al giorno in base alle condizioni di sicurezza e meteo. Continuano anche i sopralluoghi del capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina. Ogni giorno, intanto, in prefettura a Caltanissetta il centro coordinamento soccorsi fa il punto sulla situazione. Il fronte della frana, superato i 4 chilometri allo scivolamento del centro storico verso valle, continua. Gli sfollati sono oltre 1500. Nella zona rossa restano interdetti 880 edifici. Ieri, durante l'Angelus, anche Papa Leone ha rivolto un appello alla preghiera per Niscemi e per i territori colpiti dal ciclone Harry, chiedendo vicinanza alle popolazioni colpite. Assicuro la mia preghiera per le popolazioni dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. In città intanto la tensione resta alta. Il movimento Nomuos, assieme a sindacati di base e cittadini, denuncia l'abbandono del territorio, anni di incuria, e sono in molti a ricordare il disastro del 1997, con case ancora oggi a rischio. Allora, adesso vediamo con Luca Ciliberti i giornali di oggi su questo. Allora, doppio racconto, uno sulla parte finale del servizio che abbiamo sentito, che è l'apertura del giornale Sicilia di oggi. A Niscemi la carezza del Papa, è un bel titolo questo, che diciamo, racconta il Papa, appunto, che ieri si è affacciato dal suo balcone di Piazza San Pietro per l'Angelus, ricordando in preghiera chi ha subito danni a Niscemi, e quindi la preghiera, appunto, ieri durante l'Angelus. Al via il campo base dei Vigili del Fuoco, come abbiamo sentito nel servizio. Oggi arriveranno rinforzi e in particolare una ventina di Vigili del Fuoco in servizio nei vari comandi della Sicilia. Ieri sono stati iniziati i lavori per allestire, appunto, un nuovo campo base, perché appunto l'emergenza si allarga e quindi la presenza dei Vigili del Fuoco lì è importante. Poi però c'è la questione del recupero dei beni a Caltanissetta. Abbiamo sentito che oggi cominceranno anche diciamo, ad intervenire, cioè le persone andranno a prendere i propri effetti personali. C'è però un tema che è quello della biblioteca, che è sul ciglio del Burrone, ed è la custodia, lo scrigno della memoria di Niscemi. Quindi sulla pagina di Caltanissetta, la Sicilia, approfondisce, insomma, come e se c'è un modo per salvare, diciamo, questa biblioteca, che in questo momento è inaccessibile proprio perché si trova in un punto molto a rischio. Allora, la robotica può venire in aiuto per salvare la biblioteca storica. È stato illustrato al sindaco un progetto per prelevare i volumi del professore Marziano. Diciamo, il tema è proprio questo: 4.000 volumi dello storico che custodiscono un importante patrimonio storico-culturale, hanno fatto parte, diciamo, al centro dell'incontro c'erano geologi, professori, insomma lo stesso sindaco. La proposta è un progetto concreto per la messa in sicurezza del patrimonio di Niscemi, inclusi 4.000 documenti, appunto, con questo immobile sospeso nel vuoto. Insomma, come si possono recuperare con la tecnologia robotica, che poi potrebbe essere anche utilizzata per diciamo, aprire anche le abitazioni private. Cioè, insomma, se cade un robot ci sarà un danno solo economico, diciamo, non ci sarà il danno ovviamente umano alle persone. Perché lì non si può entrare. Non si può entrare, mentre magari entrando
con la robotica, appunto con i robot si può provare a portare fuori qualcosa. Vedremo anche questo, ma con il passare delle ore e dei giorni, seguiremo al telegiornale naturalmente. Intanto a Messina c'è una sorta di giallo, la morte di 2 uomini, padre e figlio, che sono stati trovati privi di vita nelle loro abitazioni e apparentemente non ci sono segni di violenza. Vediamo. Sarà l'autopsia che verrà eseguita all'ospedale Papardo a sciogliere ogni dubbio. Al momento appare un giallo a Messina il ritrovamento di 2 cadaveri, padre e figlio, trovati morti nella loro abitazione. Ad allertare la polizia l'altro figlio dell'uomo, che non riusciva a mettersi in contatto da 2 giorni col padre 90enne e col fratello 50enne. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza. L'ipotesi è che si tratterebbe di un decesso per cause naturali, ma singolare appare la contemporaneità. Padre e figlio vivevano nella stessa abitazione, sembra però che entrambi avessero seri problemi di salute. I corpi sono stati trovati in stanze diverse. Non sono state trovate stufe e anche il gas era chiuso. Viene esclusa dunque l'ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio. 40 anni fa si apriva a Palermo il processo a Cosa Nostra, un colpo storico al cuore della mafia. L'aveva organizzato il pool della procura di Palermo, naturalmente Falcone in testa. Si concluderà con 19 ergastoli e 2600 anni di carcere. Memorabile tra l'altro l'apparizione nell'aula bunker del super pentito che tornava dal Brasile, Tommaso Buscetta. Non erano tutti in aula quel giorno, mancavano i grandi boss di Cosa Nostra, latitanti, protetti da una Palermo piena di silenzi e complicità. Ma il 10 febbraio del 1986, con l'apertura del maxi processo alla mafia, lo Stato decise comunque di andare fino in fondo. Nell'aula bunker di Palermo sotto accusa per la prima volta l'intero sistema mafioso, nonostante gli assenti, nonostante i silenzi. Dei 476 imputati manca Totò Riina, arrestato 7 anni dopo. Manca Bernardo Provenzano, catturato 20 anni dopo quel processo. Con loro altri 80 nomi di primo piano. È un successo del pool antimafia guidato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un colpo senza precedenti al cuore di Cosa Nostra. L'inizio di una battaglia lunga, durissima, che porterà alla sconfitta dell'ala militare solo dopo le stragi del 1992. Una battaglia che però non è mai davvero finita, perché molti imputati di allora, considerati figure minori, sono tornati protagonisti negli anni successivi, come Settimo Mineo, che nel 2018 diventa il capo della cupola palermitana, o Giuseppe Guttadauro, il medico di Brancaccio per anni al vertice della mafia. Altri nomi, come Fratelli Graviano, custodiscono ancora oggi i segreti delle stagioni delle stragi e scontano l'ergastolo. Dal maxi processo nascerà anche la stagione dei collaboratori di giustizia, decisiva per svelare i legami tra mafia, potere e Stato. Quell'aula bunker segnerà una svolta storica, ma ha anche aperto una ferita profonda, un prezzo altissimo, la vita di quelli che ancora oggi sono l'espressione massima della lotta alla mafia, i giudici Falcone e Borsellino. Già ieri i quotidiani ricordavano i 40 anni del maxi processo, stamane Luca? Perché in realtà la ricorrenza vera è domani 10 sì. febbraio, insomma 1986, lo ricordiamo, insomma anche chi era molto piccolo, quegli anni segnarono veramente come dire, un crocevia della cronaca giudiziaria, insomma quegli anni raccontarono diciamo, che si poteva in qualche modo contrastare la mafia. Silenzio, entra la corte, bellissimo il titolo di oggi, della Sicilia, 40 anni fa il maxi processo che mise KO Cosa Nostra, eccolo qua. Allora c'era anche il titolo di allora, guarda la pagina di allora della Sicilia, la mafia dietro le sbarre, era l'annuncio del maxi processo proprio il giorno 40 anni fa ad oggi, proprio il 9 febbraio, che annunciava appunto l'indomani il maxi processo. Qui le foto storiche, il giudice Giordano, allora c'era anche il giudice Pietro Grasso, era giudice all'Atere, qui Tommaso Buscetta, insomma tutto, Buscetta infatti nei titoli dice fu il mattatore di questo processo.
Succede però, insomma, ci sono anche delle polemiche, anche a 40 anni di distanza. Qui parla il figlio del presidente Giordano che dice: per mio padre nessuna riconoscenza, eppure fu veramente quel giudice il primo a mettere la faccia coraggioso davanti a decine di boss di Cosa Nostra, tra l'altro sanguinari allora. Ci sono decine di aneddoti, racconta diciamo, il figlio del presidente, il presidente Giordano. Il maxi processo cambiò la vita del presidente e di quella della sua famiglia. La scorta, la notorietà, il peso della responsabilità storica. Nell'85, quando il processo cominciò, dice il padre, avevo 15 anni e mio padre ne aveva 55. Era stato da poco nominato presidente della sezione civile, ma ne aveva fatto il sostituto procuratore. E poi, insomma, tutto il racconto. Ricorda papà, continua, ci raccontava che quel che accadeva in aula, dalla vedova che davanti ai boss esibì la foto del figlio ammazzato dalla mafia, all'imputato che letteralmente si cucì la bocca alle finte crisi epilettiche di qualche uomo d'onore, che poi diventarono immagini iconiche di quel processo. Sulla stessa scorta, lo vediamo anche velocemente sul giornale, sulla Gazzetta del Sud, i boss in gabbia nell'astronave quando lo Stato spazzò Cosa Nostra. Dopo 349 udienze la Corte aveva deciso 19 ergastoli, condanne per 2.665 anni e 114 assoluzioni. Fu un primo passo, insomma, qui la foto di Buscetta a colori che segnò un'epoca. A te, Michele. Attualità politica: a Messina le dimissioni del sindaco Basile, vicino, come sapete, a Cateno De Luca, spiazzano una parte del centrodestra e fanno partire la corsa alle alleanze in vista delle regionali che saranno l'anno prossimo. Vediamo i particolari. Del 2027 attraverso la prima competizione elettorale che conta, e a dare il via a tutto questo, rimescolando le carte, sono state le dimissioni di Federico Basile da sindaco della città dello Stretto. Non solo una sfida proprio per Messina. Il primo cittadino lascia per due motivi: da una parte si trova in minoranza in consiglio comunale e questo rende difficile ogni provvedimento. Succede da quando la Lega si è sfilata dall'accordo iniziale con Cateno De Luca. Basile lo ha detto chiaro lasciando l'incarico: sono stanco di dover combattere su ogni provvedimento. Ma il vero motivo politico è un altro. I sondaggi dicono, a Sud chiama Nord, che andare al voto adesso è più conveniente. Da una parte perché i movimenti locali come quello di De Luca vengono danneggiati dalla concomitanza delle elezioni contornate che vedono in campo i partiti nazionali. Dall'altra parte perché blindare entro l'estate Messina significa anche mettere una solida base da cui partire per l'assalto alla regione che Scateno ha già avviato da Caltagirone. A rimanere spiazzato però è Gaetano Galvagno, il presidente dell'Ars ed esponente di Fratelli d'Italia, che non ha mai nascosto l'amicizia con il luogotenente di De Luca, il sindaco di Santa Teresa di Riva e deputato regionale Danilo Lo Giudice, e sotto sotto contava di portare i voti proprio di De Luca nel centrodestra in caso di candidatura. 90 giorni di commissariamento adesso non sono molti, il centrodestra insorge e prepara la battaglia, il centrosinistra pensa se allearsi già a partire da Messina. Bisogna cominciare subito a organizzarsi per le elezioni che cadranno fra maggio e giugno. A te Luca, vediamo cosa dicono i quotidiani. Allora, partiamo proprio da questa notizia delle dimissioni del sindaco Basile, perché comunque si giri, la si guardi, insomma, De Luca fa sempre discutere. Allora, Gazzetta del Sud, prima pagina, titolo d'apertura: Messina, chi sfiderà Basile? È partita la corsa ai candidati per le amministrative di primavera. La campagna elettorale è cominciata. Eccola qua, per i pretendenti al Consiglio Comunale, non ancora per gli aspiranti sindaco, fibrillazioni nel centrodestra e nel centrosinistra, i cittadini dicono la voce dei più giovani, raccolta appunto sulla Gazzetta del Sud. Ci sono alcuni nomi, andiamoli a vedere con le foto, li mette in pagina appunto la Gazzetta del Sud all'interno, nella pagina di Messina, è partito già il Totonomi, tanti i pretendenti che si erano già mossi comunque senza aspettare le dimissioni del sindaco. Centrodestra e centrosinistra hanno trovato la quadra, però qualche nome c'è, vediamo chi, eccoli qua, messi qua: Marcello Scurria, Pietro Navarra, Antonello Russo, Vincenzo Lacava, che è con Ismaele Lavardera. Quindi vedete, ognuno cerca di piazzare i suoi uomini, però insomma una partita che sembra
ovviamente tutta in salita per tutti gli sfidanti del sindaco Basile che si è ricandidato. C'è anche un retroscena, insomma, ovviamente sulla ricostruzione di queste dimissioni da parte della Gazzetta del Sud, che fa le pulci appunto a questo addio di Basile. Così nasce l'addio di Basile, spiegato, diciamo, in maniera sintetica anche nel servizio che abbiamo appena sentito. Andiamo a vedere invece gli altri quotidiani. Ripartiamo dalla prima pagina della Sicilia, che mette tante notizie anche di carattere nazionale in pagina. Allora, l'apertura è dedicata alle Olimpiadi, quindi fioccano medaglie, giornata storica per gli azzurri che salgono 6 volte sul podio, un argento e 5 bronzi. Questa è la foto di Sofia Goggia, che ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera. Poi altra notizia, diciamo, che è su tutti i quotidiani nazionali e che leggeremo dopo nella seconda parte, è diciamo, il forfait del comico delle Iene Pucci, Andrea Pucci, che rinuncia alla co-conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo. L'ira di Meloni sono i liberali, quindi adesso poi la spiegheremo bene questa storia. Poi De Luca, anche qui vedete, così ho detto no al ricatto del centrodestra, c'è un'intervista diciamo, al leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che racconta appunto il retroscena di queste dimissioni anticipate del sindaco Basile, che è un suo riferimento politico. Poi anche qui l'aula bunker che fece impallidire i boss, questo è il ricordo del maxi processo, domani ci saranno tante celebrazioni per questo anniversario. E poi c'è un focus molto interessante: qualità istituzionale in Sicilia, indici bassi, 5 indicatori danno la misura della qualità istituzionale. La Sicilia, come sempre, Michele, dov'è? In coda, perché in queste classifiche non riusciamo mai ad essere eccellenti. Allora andiamola a vedere questa classifica subito sulla qualità istituzionale. 5 indicatori: penalizzati Catania, Caltanissetta, Palermo, bene solo il Nord. Di che si tratta? È una classifica realizzata all'Università del Sannio con alcuni professori universitari, insomma, che hanno messo in fila alcuni indicatori e, come sempre dicevamo, eccoli qua, questi sono, diciamo, l'indice complessivo, ma poi gli indicatori, che sono Stato di diritto, efficacia di governo, partecipazione civica, qualità della regolamentazione e controllo della corruzione. Vedete, la Sicilia occupa quest'ultima riga, qua, eccolo qua. Siamo dietro Calabria, Campania e Puglia, ma insomma queste classifiche mettono sempre in coda tutto il Mezzogiorno in realtà. È un articolo, diciamo, un focus interessante, anche perché poi chi l'ha realizzato spiega, insomma, come è stato sviluppato questo focus. I 5 indicatori della qualità istituzionale. Per esempio, lo Stato di diritto contempla il numero dei reati complessivo, il numero dei reati contro il patrimonio, i tempi dei processi, eccetera, eccetera. Questa è la partecipazione civica, ad esempio, tiene conto dell'affluenza alle elezioni, dei risultati dei test invalsi, della densità delle cooperazioni sociali. Noi siamo tutto in coda in queste classifiche. La qualità della regolamentazione annovera l'apertura dell'economia, quindi importazioni, esportazioni, eccetera, il numero delle imprese, i residenti, insomma le iscrizioni. Insomma, è un bel focus che dà una fotografia dal punto di vista economico e istituzionale appunto della nostra società. Andiamo a vedere altre notizie. Sulla prima pagina della Sicilia di Catania l'apertura è dedicata al porto. Catania copia Palermo, l'autorità ha dato lavori per 200.000 euro per 2 fontane decorative nel piazzale. La qualità estetica dell'infrastruttura catanese passa anche dall'abbellimento nelle zone definite di rappresentanza, insomma, quindi un po' come è avvenuto al molo trapezoidale. C'è una notizia che riguarda il villaggio Dusmet, a Catania sparano alla coscia, ferito un 47enne pregiudicato. La notizia appunto è trapelata ieri, non si sa insomma diciamo, perché è maturato questa esecuzione. E poi è morto a Gran Michele Angelo Attaguile, fu il primo esponente della Lega diciamo, del Sud siciliano, fu eletto in Parlamento con l'MPA e poi aderì alla Lega di Salvini, quindi aprì insomma, al mondo Salvini il Sud. Tante notizie anche dalla provincia, vi faccio vedere anche
la prima pagina del Giornale Sicilia, che avevamo visto solo per quanto riguarda Niscemi. Poi insomma c'è un caso di movida violenta ancora a Palermo, altro caso in via Cavour, un gruppo vuole entrare gratis in discoteca, al rifiuto si scatena la furia. Questo è successo nel fine settimana a Palermo. E ancora sempre sulla Gazzetta del Sud andiamo a vedere le altre notizie in prima pagina, tutte notizie diciamo di carattere nazionale, la sicurezza della RAI per quanto riguarda le politiche di governo, lo sport con le 6 medaglie azzurre e la preghiera del Papa per Niscemi, le comunità siano unite e solidali. Dentro però vi faccio vedere ancora la pagina che riguarda appunto il Papa per Niscemi. Perché? Perché nella stessa pagina che racconta Niscemi si evidenzia un'altra frana, questa volta nell'Agrigentino, strada chiusa, stop immediato alle auto, in un'arteria che collega Favara con Naro, quindi insomma la Sicilia veramente si sta sgretolando sotto i piedi dei siciliani stessi. A te Michele. Grazie. Adesso andiamo a vedere un po' che traffico c'è di lunedì mattina a Catania. Cominciamo da dove? Ecco qua. Questo è il Tondo Geni, vedete, è chiaro che ci sono molte macchine, però insomma si scorre abbastanza. Andiamo avanti, vogliamo vedere via Vincenzo Giuffrida, c'è? No, forse... Vabbè. Eccolo qua, immagine fissa, però no, ecco, si è messo in movimento come vedete, anche qui traffico intenso, molte macchine, però si scorre, non è che ci siano grandi assembramenti. Invece qui, visto dall'alto, il tondo e la circonvallazione del Tondo Geni, insomma, si vede che ci sono dei rallentamenti anche intensi. Vediamo un po' come si evolverà la storia nella mattinata. Questa è l'Etna, sarebbe l'Etna, perché sotto si vede solo la neve e sopra non si vede nulla, coperto di nubi. E vediamo da Taormina come si vede. È lo stesso, Taormina sempre splendida, acque calme, però lassù vedete queste minacciose nubi. Perché minacciose? Perché poi se va a piovere di nuovo a Niscemi sono guai. Comunque questa è Taormina e con questa bella immagine provvisoriamente ci fermiamo, ci ritroveremo fra pochissimo con la rassegna stampa nazionale con Luca Ciliberti. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, bentornati. Tra poco faremo un bilancio dei guai che hanno provocato a Harry e anche la frana di Niscemi indirettamente al turismo siciliano. Avremo con noi Confindustria e Assobalneari di Catania, ma adesso è il momento di dare la parola a Luca Ciliberti per la rassegna stampa. Grazie Michele. Allora, facciamo un po' una sintesi di quello che troveremo sui giornali, perché il racconto cammina su due binari fondamentali. Uno è quello della sicurezza, gli scontri a Milano che seguono gli scontri di Torino, la Premier che si inalbera ovviamente parla diciamo, a ruota libera insomma, su questi scontri. Poi le Olimpiadi, perché le Olimpiadi oltre a raccontare sport raccontano diciamo, una pagina di storia ovviamente. Persino Trump in qualche modo se la prende con un atleta che davanti al mondo ha detto, dice, io non gradire la politica di Trump. E Trump gli ha detto sei un perdente. Troveremo tutto questo nelle pagine dei giornali. Partiamo dal Corriere della Sera, ecco, giochi e cortei violenti, questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera che appunto, eccolo qua. Scatena la Meloni, l'affondo di Meloni, sono nemici dell'Italia. Trump all'atleta che lo critica, lasci la squadra, insomma, chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia, dice la Giorgia Meloni, e appunto Trump, adesso lo vedremo in pagina cosa dice a questo atleta. E poi ci sono i risultati sportivi, qui c'è Sofia Goggia che vince un'altra medaglia, Lindsey Vonn, questa straordinaria sciatrice, 41 anni, che ha provato insomma in tutti i modi a stabilire un record
diciamo personale, cioè vincere una medaglia a 41 anni, purtroppo con il crociato rotto, è caduta, le lacrime, appunto il dramma di Lindsey Vonn. E poi Pucci rinuncia a Sanremo, Andrea Pucci, il comico, scoppia la battaglia politica, su tutto insomma si dibatte in questo paese. Allora andiamo a vedere Repubblica, Meloni, chi protesta è nemico dell'Italia, queste parole insomma rimbombano, hanno riverbero, dicevo, su tutti i quotidiani. Attacco al corteo per le Olimpiadi alla sinistra illiberale, su Sanremo dopo la rinuncia del Festival del comico Pucci, e il PD vuole scappare dai problemi. E poi appunto la pioggia di medaglie per gli azzurri in un giorno che Repubblica definisce un giorno speciale, mai un giorno così. C'è anche un'altra notizia, condannata dal premio Nobel per la pace, Mohammadi, che dovrà scontare altri 7 anni in carcere e 2 in esilio per la repressione in Iran. Questa è la pagina d'apertura di Repubblica. Andiamo a vedere La Stampa, Meloni, vedete, chi protesta è nemico dell'Italia, giustizia a fondo di Elly Schlein, il governo vuole essere sopra la legge. Questo è in riferimento anche al referendum sulla giustizia. E poi la ritirata, vedete con la fotonotizia in pagina, la ritirata di Pucci, il comico che rinuncia e dice: contro di me minacce inaccettabili. Addirittura il Presidente del Senato diciamo, invita Pucci a ripensarci, quindi proprio come siamo ridotti con le nostre istituzioni, è proprio il caso di dire. Allora però vediamole in pagina, questi sono i 3 principali quotidiani italiani, vediamo in pagina insomma questo racconto, al di là poi della lettura politica che faranno altri tipi di quotidiani. Eccolo qua, questo è il Corriere della Sera. Scontri, Meloni all'attacco, il PD dice la sicurezza è un flop. Questo è il grande tema diciamo, che sta animando la politica, cioè grandi critiche da parte delle opposizioni al governo di centrodestra che avrebbe dovuto garantire, almeno in campagna elettorale, norme sulla sicurezza, invece la sicurezza è un flop. La Premier, dopo Milano, i treni sabotati, chi manifesta contro i giochi è un nemico dell'Italia. C'è un bel articolo che troviamo sul Corriere della Sera che fa un po' il punto diciamo, su chi sono questi insurrezionalisti, no? Come sono composti, azioni mirate, giovani reclute per scatenare l'incidente, la rete degli esperti del disordine. E in realtà ogni volta che c'è una manifestazione partono questi disordini difficili poi da arginare anche da parte delle forze dell'ordine. Da Roma a Torino sono 2000 e dipendono dai capi delle frange più estreme. Dicevo è difficile da indagare, qui insomma si fa un paragone con gli ultra del calcio, diciamo, mentre gli ultra del calcio leggendo l'articolo viene diciamo, questa è la sintesi, mentre gli ultra del calcio si sa dove stanno, si sa chi sono, questi non si sa dove stanno e soprattutto è difficile prevedere che azioni faranno, si sa solo che quando ci sono dei grandi cortei insomma iniziano a protestare e a creare disordini. Questo è il Corriere. Poi c'è ovviamente la polemica che vediamo appunto su Repubblica. Meloni contro i cortei nemici dell'Italia, attacco su Sanremo, vedete i post della Presidente del Consiglio che ormai parla attraverso i social, quindi queste sono le risposte del Presidente Giorgia Meloni, alle quali arrivano immediate diciamo, le risposte delle opposizioni, soprattutto del leader del Partito Democratico Elly Schlein e del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Scappa dai problemi e perderà il referendum. Queste sono in sintesi le reazioni delle opposizioni. Andiamo e ritorniamo sulle prime pagine dei giornali. Tra l'altro poi a tutto questo si associa anche la telecronaca imbarazzante diciamo, del direttore di Rai Sport, che è un altro dei temi insomma, per cui si accusa Telemeloni, quindi la Rai, diciamo, di aver monopolizzato l'informazione. Resto del Carlino, quindi Gruppo Quotidiano Nazionale, sicurezza, l'ora del decreto, di tutti i quotidiani, fermeremo i violenti, pronta la pubblicazione, il Viminale, dinamiche terroristiche dietro il sabotaggio delle ferrovie, che era quello insomma, che aveva sottolineato appunto l'articolo in pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece i quotidiani politici come raccontano queste notizie di oggi. Tutti i quotidiani di centrodestra
parlano intanto di purghe democratiche, cioè la questione di Andrea Pucci, accuse di fascismo e sessismo, il comico rinuncia a Sanremo, deriva il liberale a sinistra, quindi questa è l'accusa di Giorgia Meloni. Poi anche le toghe rosse bocciano Elly Schlein, troppo debole. Vedete, sulla sicurezza il giornale insomma, non prende posizioni diciamo, troppo marcate, almeno nella pagina di oggi. Non c'è niente da ridere, prepotenze, aggressioni e bavagli democratici. Questo è il quotidiano Libero. Insulti e minacce, il comico Pucci rinuncia a Sanremo, la Meloni che dice deriva il liberale, violenze anti-Olimpiadi, invece di condannare Dem e Grillini accusano il governo, Landini contro il pacchetto sicurezza, si instaura uno stato di polizia e Salvini ovviamente che diciamo, è il nemico giurato, o meglio i due sono nemici giurati l'uno dell'altro, dichiarazioni deliranti, quindi delira. Anche qui il comico Pucci che è diventato un po' un vessillo diciamo, del governo in quanto attaccato e quindi in quanto a dinamiche politiche illiberali da parte delle opposizioni. Quindi vedete il caso Pucci mette, diciamo, come dire, fa sobbalzare la destra che poi ripropone, no? Dice allora tutti quelli che hanno parlato che sono di sinistra al Festival di Sanremo che cosa valgono? E qui mette un po' di esempi, Luciana Littizzetto per esempio, che dal palco di Sanremo ha accusato il centrodestra, Rula Gebral, un altro personaggio, Fedez e Rosa Chemical che fecero quella canzone proprio di attacco alla Meloni, quindi questo è il clima che si respira in questo momento. Andiamo a vedere il Tempo che ancora punta il dito sull'islamizzazione dell'Italia, l'Islam capitale, le cantine di Allah, i 1000 metri quadrati seminterrati della grande moschea di Centocelle diventeranno spazio di preghiera islamica. I residenti lanciano l'allarme, sarà caos totale, rischi elevatissimi, Fratelli d'Italia protesta e porta il caso all'anticorruzione. Quindi questa è l'apertura del Tempo. Vediamo altri quotidiani di area riformista. Allarmi ignoranti, PM fedelissimi, Niscemi, Musumeci e allarmi ignoranti, scusate, PM fedelissimi, Musumeci è una frana, quindi attacco al ministro della protezione civile. I documenti inchiodano l'ex presidente siciliano sulla mancata prevenzione per il disastro niscemese, da Arico Armao, ecco gli uomini del suo cerchio magico piazzati nella cabina di regia sul dissesto. Quindi si torna indietro nel tempo, quando Musumeci era presidente della regione siciliana, insomma e qui c'è tutto un racconto di questi allarmi ignorati, diciamo, secondo il Domani era una tragedia che si sarebbe potuta evitare in qualche modo. Quindi questa è l'apertura del quotidiano Domani e il Fatto Quotidiano apre con sempre i temi che riguardano la giustizia, svolta autoritaria con il decreto sicurezza, ora salvano i potenti. Il PM Nino Di Matteo al Fatto, Costituzione violata, criminalizzano sul dissenso, il magistrato antimafia, insomma se la prende con il ministro Nordio. Abbiamo forse da vedere l'ultimo quotidiano, il quotidiano Il Sole 24 Ore del lunedì, che ha un'apertura fredda, immobili e mercati dalle città ai centri minori, quanto rende l'affitto breve. Nei paesi ritorni anche oltre il 4%, il rapporto al valore dell'abitazione, ma stretta fiscale e domanda in calo mettono a rischio la tenuta. Su questo tema insomma si è dibattuto moltissimo, il quotidiano Confindustria oggi ci apre appunto e fa un'analisi dettagliata di investimenti e rendimenti. Grazie Luca, adesso breve pausa, tra poco come si riprenderà il turismo dopo il ciclone e dopo anche la frana di Niscemi che purtroppo continua. Avremo con noi la Presidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi e il coordinatore regionale di Assobalneare degli stabilimenti balneari Antonio Leonardi. State con noi, buongiorno Sicilia, a fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, in studio un ospite Antonio Leonardi, coordinatore regionale di Assobalneari Sicilia. Buongiorno e benvenuto. E in collegamento con noi Maria Cristina Busi che è la Presidente
della Confindustria Catania. Buongiorno anche a lei, Presidente, ben trovata. Buongiorno, buongiorno Sicilia. Allora, sappiamo benissimo qual è il tema della giornata, come far riprendere e rilanciare il turismo dopo il ciclone e anche dopo la frana di Niscemi, perché naturalmente, anche se voi siete, diciamo, nella zona di Catania, però tutto il paese ne parla, quindi ci può essere una conseguenza non soltanto per gli abitanti ma anche per la circolazione del turismo. I vostri danni qua da queste parti sono stati rilevanti, l'abbiamo detto più volte, vero? I nostri danni sono stati rilevantissimi, diciamo che la situazione è drammatica per non dire tragica, perché gli eventi che sono avvenuti hanno colpito in maniera devastante tutta l'economia della costa. Chiaramente in misura maggiore l'economia turistica, quindi vengono colpite in maniera forte abitazioni che venivano ormai utilizzate come abitazioni ricettive, come B&B, vengono colpite ristoranti, dehors, bar e stabilimenti balneari. Gli stabilimenti balneari chiaramente in un evento del genere sono quelli più colpiti, ed in particolare gli stabilimenti balneari che operano sui litorali rocciosi, quindi diciamo tutta quella porzione di costa che va tra grossomodo Riposto e Catania. Quindi danni notevolissimi, ma anche, se posso permettere, difficoltà a programmare la ripartenza. Assolutamente, e proprio per questo sono maggiormente colpiti gli stabilimenti balneari sulle rocce. Lei pensi solo a un dato: in condizioni normali uno stabilimento balneare che opera sugli scogli, quindi deve armare quelle piattaforme quei solarium dove tutti prendiamo il sole, ha dei tempi di programmazione che vanno dai 2 ai 3 mesi. Caspita, Questo in condizioni... 2 o 3 mesi? Sì, 2 o 3 mesi, poi si fa la stagione e dopo ci vogliono 1 mese e mezzo, 2 mesi per disarmarlo e ricoverare tutto il materiale. È una leggenda che l'operatore balneare lavori 3 mesi l'anno, in effetti sì e no, sono un paio di mesi quelli nei quali ci si riposa. Dicevo, i tempi chiaramente, oltre alle condizioni, alla situazione che si è verificata, sono dei tempi particolarmente risicate. Quali sono in questo momento le nostre necessità? Prima di tutto c'è l'emergenza della rimozione dei rifiuti, quindi togliere tutte queste pannellature, questi detriti, questi litoidi, questi pezzi di cemento, di scogli che sono precipitati. Sono ancora lì. In qualche caso sì, in qualche caso sì. Devo dire che i comuni stanno facendo tutti quanti uno sforzo incredibile, però non so se a questo punto sarebbe meglio ipotizzare una cabina regionale per cercare di coordinare lo sforzo dei... Su questo vorrei sentire la Presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi, che ha scritto proprio alle istituzioni, non solo del Comune di Catania, ma regionali anche, vero? Esatto, per noi è stata una grande preoccupazione perché i nostri associati devono essere tutelati al massimo, i nostri associati e anche non i nostri associati. Tutto il turismo deve ripartire e abbiamo scritto alla Regione una lettera chiedendo proprio alcuni punti, come diceva Leonardi, che ha fatto un quadro ben preciso dei danni e dell'attuale situazione. Intanto, come diceva anche Leonardi, rimuovere subito i materiali detriti che sono problematici. Ci sono delle barche che sono finite praticamente sulle rotaie dei treni, cioè preoccupante perché, come ha detto lui, 2 o 3 mesi vuol dire poi che non c'è il tempo di ricostruire. Certo. Un altro argomento: accelerare il rilascio delle autorizzazioni per tutti i lavori, non che ci sia un anno per rifare una spiaggia attrezzata piuttosto che rimettere a posto un porto. E le difficoltà sono le mi scusi Presidente, le difficoltà sono le stesse per le aziende naturalmente, cioè che devono avere anche tempi certi per poter operare, per poter mettersi in moto, no? È giusto? Certo, ci vuole un programma con il rispetto di una certa tempistica, perché questo sarà un danno non solo per le spiagge, non solo per gli alberghi, ma per tutta l'economia, questo bisogna capirlo, e anche per una parte di economia d'Italia, perché l'isola viene rifornita di tante cose anche dal nord, per cui saranno delle conseguenze che io mi auguro che anche a livello governativo se ne rendano conto.
Leonardi, lei accennava già a alcune richieste, le ha anche confermate, sono 5 punti su cui avete concordato come Confindustria e Assobalneari. Ce li vuole un po' riepilogare? Allora, quella che le accennavo all'inizio, cioè quella dell'emergenza dello smaltimento rifiuti, è certamente la prima cosa. Successivamente bisogna velocizzare tutte quelle che sono le operazioni di ripristino e di ricostruzione. Purtroppo dobbiamo ormai prendere atto che il nostro è un paese che ha delle fragilità sotto il profilo idrogeologico, sotto il profilo sismico qui da noi, e probabilmente adesso abbiamo preso anche sotto il profilo climatico. Questo significa che dobbiamo individuare delle procedure snelle, procedure basate su delle semplici autodichiarazioni, su delle semplici comunicazioni con cui il privato, l'imprenditore possa ricostruire velocemente la sua azienda, farla com'era chiaramente, senza modifiche, ecco, ripristinare l'esistente. Poi temete la burocrazia, diciamo, tra virgolette. Diciamo che spesso l'imprenditore ha più paura della burocrazia che degli eventi climatici o delle catastrofi. Non abbiamo paura a rimboccarci le maniche, abbiamo paura a venire fermati. E per quanto riguarda i tributi, allora, questo riguarda sia voi naturalmente che la Confindustria. Adesso sentiremo la Presidente Busi, prego. Allora, per quanto riguarda gli aiuti bisogna dire una cosa: la Giunta regionale è stata piuttosto sensibile a mettere a disposizione quello che era il tesoretto regionale, che c'era stata tutta una polemica a fine 2025 se questo tesoretto ci fosse o meno. Effettivamente, in effetti c'era, ed è stato messo a disposizione, devo dire, con sensibilità e con dei tempi che si annunciano veloci. Speriamo, ecco, anche nelle applicazioni pratiche questo possa avvenire. Chiaramente queste dotazioni non sono sufficienti, al di là dello sforzo, a poter, come si dice, riparare quelli che sono i danni che ci sono stati. Secondo noi il governo nazionale dovrà fare uno sforzo a trovare nelle maglie della fiscalità generale gli spazi per poter fare un intervento molto più massiccio. Quindi lei è d'accordo su questo, Presidente Busi? Che deve essere un intervento anche... D'accordissimo. Prego. È un altro argomento molto importante, e non sarà facile, è ottenere la proroga delle concessioni balneari almeno fino al 2032, perché chi è stato distrutto e vuole ricostruire, ma non ci pensa neanche se fra un anno poi non gli viene ridata la concessione. Perciò questa è una proroga assolutamente necessaria. Se non saranno 6 anni, almeno 3, un minimo. Ecco, e poi un altro argomento è poi fare una bellissima campagna promozionale per rilanciare il nostro turismo siciliano e il nostro turismo catanese. Siete in perfetta sintonia. Sì, mi riaggancio un attimo a quello che diceva la Presidente proprio sulla Bolkestein. È impossibile le concessioni balneari. Ecco sì, la Bolkestein, ricordiamo la direttiva servizi che stabilisce dei tempi per fare queste aste, per mettere all'asta le concessioni balneari. È impossibile nei 2 anni residui di concessione ammortizzare un investimento di questo genere. Lei pensi solo a un dato: nel nostro ordinamento fiscale l'ammortamento delle costruzioni leggere. Cosa sono le costruzioni leggere? Sono le cabine, sono le tettoie, insomma quello di cui è fatto uno stabilimento balneare. Ormai cemento nei nostri stabilimenti ce n'è molto poco. Questo ha necessità di 7 anni fiscali per essere ammortizzato. Quindi andremmo proprio a quel 2033-2032 che si era all'inizio ipotizzato, poi la magistratura lo ha ritenuto inapplicabile. Proprio per questo dico, bisogna fare uno sforzo anche di pressione sui nostri eurodeputati, perché se una proroga di questo tipo può essere concessa solo a livello europeo. Abbiamo già visto che l'orientamento dei giudici è di ritenere il governo nazionale non competente in materia di concorrenza. Quindi la battaglia si giocherà a Bruxelles. Ecco, io Presidente Busi, voi avete anche promosso una raccolta di fondi, cioè qualcosa di molto concreto e immediato. Sì, siamo stati molto veloci nell'organizzarlo, e devo dire che cominciamo a vedere i risultati, perché in effetti vediamo della generosità, e mi auguro che riusciamo aver mosso in maniera affettuosa, generosa nei confronti dei meno fortunati lo spirito catanese.
Posso dire l'indirizzo, perché come dire, visti i tempi tutti hanno un po' paura a dire, si chiama Erogazione Liberale Emergenza Ciclone Ari e Niscemi, giusto? È così, Presidente? Esatto. Ecco, e quindi poi voi ovviamente con trasparenza periodicamente renderete conto delle somme che man mano riceverete, giusto? Certo. Ecco, però dove andranno? Coinvolgerete anche Assobalneari in questa raccolta di solidarietà, insomma, manifestazione di solidarietà che c'è stata, perché ci sono stati i giovani volontari che si sono dati da fare, soprattutto sulla costa del Catanese, a Niscemi ci sono quelli che si danno da fare, anche se lì è particolarmente difficile muoversi. Coinvolgerete, dicevo, Assobalneari anche? Certamente sarà da svolgere in maniera coordinata, tutti d'accordo, mirati, soprattutto dando spazio alle emergenze, Ecco, per concludere, alle situazioni peggiori. Grazie Presidente, vorrei che lei chiudesse con come dire, appello finale perché i nostri ascoltatori possano essere, come dire, consapevoli delle vostre difficoltà e delle vostre richieste. Grazie, aiutateci tutti a uscire da questa situazione, una situazione che vede le vicende di Niscemi e le vicende della costa profondamente legate, anche se apparentemente distanti. Sono entrambi due eventi drammatici, non voluti, che colpiscono una popolazione fragile, però laboriosa, però con grandi risorse umane, con grandi risorse di capitale umano. Io sono convinto che noi usciremo con l'aiuto di tutti da questa situazione. È quello che ci auguriamo tutti. Naturalmente io vi ringrazio anzitutto la Presidente della Confindustria di Catania, Maria Cristina Busi, grazie di essere stata con noi, grazie a lei Leonardi. Grazie a voi per averci chiamati. Ci mancherebbe il coordinatore regionale Assobalneari, informazioni importantissime che abbiamo ricevuto. Speriamo di poter rendere conto poi agli ascoltatori che le vostre richieste man mano vengano esaudite. Speriamo di rivederci in tempi migliori. Siamo a disposizione. Facciamo un salto adesso a vedere, anche vista l'aria che tira, che tempo fa. Vediamo un po'. Siamo attenti. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo tra il variabile e l'instabile per la giornata di lunedì sul nostro territorio, con fenomeni al sud e sulle due isole maggiori, qualche isolato rovescio anche sulla pianura padana. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Il contesto appunto sarà instabile con rovesci a carattere sparso. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mari anche fino ad agitati. Temperature massime che saranno tra i 15 e i 17 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, tempo in parziale miglioramento con delle schiarite, ma avremo ancora dei rovesci da segnalare sulla fascia tirrenica e sui settori occidentali. Ventilazione che sarà ancora sostenuta e temperature massime ancora oltre i 15 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme, un libro in mano, e l'autore è con noi, è il professor Rosario Castelli, si chiama Pentalogia dell'amore, edito da Pungitopo. Che vuol dire pentalogia? La pentalogia è un'opera in 5 parti, il libro è diviso in 5 parti che affrontano 5 aspetti diversi. Lei è un professore all'università, sì. Quindi se non parla un po' complicato, no? Sì, no, cercherò di parlare anche... Però, sì, è un'opera in 5, ecco, un libro in 5 parti. Che però leggo ha, come dire, come binari 3 idee fondamentali. Ce le vuole elencare lei? Beh, allora, quali sono? L'idea principale è quella da cui muove il titolo, cioè l'amore, ma l'amore, io dico nel libro, poi non è neanche un sentimento, è un sistema di sentimenti, perché è l'unica esperienza che ci tocca nella vita che ci fa attraversare tutti i sentimenti, dall'attrazione all'odio, all'avversione, al rancore, alla gelosia, alla passione. Ecco, quando si ama si prova tutto.
E allora ecco, in questo senso è un sistema. E ovviamente poi dentro l'amore ci stanno tantissime cose, ci sta anche l'idea del silenzio, l'idea cioè di comunicare. Il silenzio, cioè, professore? Beh, il silenzio è una parte importantissima della nostra vita, in tanti ambiti della nostra vita il silenzio ha una sua funzione anche espressiva, no? o anche simbolica. Pensiamo, che ne so, alla liturgia, no? o pensiamo anche alla musica, all'importanza espressiva Quindi che ha il silenzio non vuol dire nella relazione l'indifferenza. Esatto, non significa vuoto, non è assenza, il silenzio non è vuoto. Però allo stesso tempo l'amore è fatto anche di parole, l'importanza della parola è preponderante in questo libro, no? L'amore di cui parlo è soprattutto l'amore per la parola. Lei mi ha detto prima di non fare il professore, però c'è una famosa definizione. Mi sono permesso. No, vabbè, ma ci sta. Una famosa definizione di Wittgenstein dice: i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio, cioè la mia capacità, la capacità che abbiamo di capire, di comprendere, di percepire, di provare passioni, è definita dalla nostra capacità di dargli delle parole, no? Ed è sempre stato così. E in fondo è anche quello di cui parla il film forse più bello di questa stagione, uno di quelli candidati all'Oscar, quello che io amo di più, che è Hamnet, che è un film è appena uscito, sì. Film appena uscito. È bello, bellissimo? Bellissimo. E perché diceva sul rapporto con l'amore Hamnet? Perché è un film, questo di Chloé Zhao, che non è un film su Shakespeare, ma sul potere terapeutico della parola, della letteratura, della poesia, no? Di come la poesia aiuti a guarire, di come la poesia ci aiuti a comprendere delle cose e poi ecco, verbalizzare è una cosa importante anche nelle terapie psicanalitiche. E qui siamo a piani alti, professore. Scendiamo basso. Scendiamo un po' di più, perché adesso, a parte la battuta, visti i tempi, lasciamo stare femminismo, cioè femminicidio ogni 2 per 3, e anche una, come dire, un ritorno forse al passato, mi sbaglio, una carenza di educazione sentimentale nelle generazioni più giovani, mi sbaglio, d'accordo? Sì, sicuramente. Si parla tanto di educazione affettiva, di educazione sessuaffettiva nella scuola, tra chi dice no, non inseriamola come materia, ma in realtà l'educazione sessuaffettiva nella scuola si fa già, è la letteratura. Nella letteratura c'è già tutto, no? Gli uomini amano, provano le stesse cose. Guardi, di femminicidio parlavano anche gli scrittori del Medioevo, parlava anche Boccaccio, parlava Dante, no? Quello di Paolo e Francesco è un femminicidio, no? La capacità nostra sta anche nel ritrovare dentro questa grandissima tradizione secolare appunto le parole che ci mancano, le parole che mancano soprattutto ai giovani. Quindi l'importanza della cultura. Sì. Poi lei mette l'accento anche sulla disponibilità alla rinuncia. Però qua è complicato. Ma guardi, anche scegliere di non scegliere è una scelta, no? Io faccio anche degli esempi storici. Quando Dante nella Divina Commedia mette un papa, Celestino V, tra i peccatori dell'inferno, accusandolo di viltà, no? Di aver fatto per viltà il gran rifiuto, perché si era dimesso da papa, un po' come ha fatto anche il nostro recentemente anche Benedetto XVI, no? Apriva la strada a un papa, a un altro papa, Bonifacio VIII, che è quello che l'avrebbe mandata in esilio. Insomma, è una lettura un po' ideologica quella di Dante, però ecco, la capacità di fare un passo indietro, di cui noi in Italia non siamo proprio attrezzatissimi, no? Cioè, in Italia non si dimette nessuno, ecco. però ma ci si deve dimettere anche dall'amore, professore? Beh, a volte sì, a volte è necessario, quando l'amore può diventare anche una dinamica tossica, una dinamica autodistruttiva, e quindi allora rinunciare diventa... Questo è molto importante. Ma lei fa dei passaggi arditissimi da Dante, per esempio, a De Gregori, che noi tutti amiamo,
amiamo, ma che Ma apparentemente... io amo moltissimo la divagazione. Io, nella società di oggi, che è una società votata alla performance, no? All'ottenimento del risultato, nessuno si ferma più a divagare. Invece la divagazione è una forma di pensiero laterale che ci permette come dire, di esplorare dei territori inediti, di trovare, diceva Sciascia, la letteratura è un sistema di oggetti eterni che imprevedibilmente si inabissano, si eclissano, poi ritornano a splendere alla luce della verità. E De Gregori? De Gregori lo cito in questo libro a proposito di quella canzone bellissima che è la leva calcistica del 68, l'importanza dell'errore, no? L'errore, un giocatore non si giudica dal fatto di aver sbagliato un calcio di rigore, non è questi particolari, ecco, anche l'errore è una cosa importante. Noi l'errore non lo ammettiamo più, ma noi viviamo sotto un grandissimo errore. La luna, che i poeti hanno cantato per secoli, no? È il frutto di una collisione, è il frutto di un errore senza il quale la Terra impazzirebbe, quindi l'errore è importante. Lei cita filosofi antichi, classici, Plotino, Socrate, arriva poi a Pinocchio. Arriva a Pinocchio a proposito, io faccio anche un elogio della bugia, no? Elogio della bugia? Sì, perché viviamo immersi nelle bugie. La nostra vita sociale è anche dettata dalla capacità, ecco, io non credo alla sincerità a tutti i costi, la sincerità a volte diventa anche una forma di relazione anche violenta, bisogna anche sapere apprezzare quelle che si chiamano le cosiddette bugie bianche, cioè la bugia a fin di bene. A volte, come dire, può anche far male. Certo che può far male. Distrugge quel... Quindi Pinocchio funziona da questo naso. Sì, vabbè, il naso che si allunga, perché anche la letteratura è una grande menzogna, una grande bugia, no? Cioè, gli scrittori hanno da sempre giocato sul potere anche che ha la letteratura di fingere, no? La verità, la sincerità. E allora il naso di Pinocchio diventa anche una sorta di metafora della letteratura. È molto benevolo poi, anche alla fine dice poi errare è umano, sì. Anche lì, anche nella pentalogia dell'amore, errare è umano. Sì, assolutamente. Io credo che io sono un grande cultore, un grande fan del dubbio, no? Del dubbio e della capacità che dobbiamo avere di saperci mettere in discussione. Le posizioni troppo ferme, le posizioni troppo nette. A me piace tutto quello che c'è in mezzo, mi piacciono gli spazi bianchi tra le parole più delle parole. Mi piace, ecco, ho paura del pensiero rigido. Del pensiero rigido. Ecco. Beh, bellissime tutte queste suggestioni, continueremo per ora, il nostro tempo è concluso. Pentalogia dell'amore, il professor Rosario Castelli che è qui, che insegna tra l'altro letteratura italiana all'Università di Catania, l'editore Pungitopo. Complimenti e grazie ancora professore. Breve pausa, poi noi torneremo proprio come Pinocchio con Peppe Nappa. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, avrete riconosciuto fra i nostri due nuovi ospiti una maschera inconfondibile, Peppe Nappa. Buongiorno a tutti, ciao bimbi, finalmente il mio momento. Luca Parisi e Michele Russo che è il direttore artistico con un bel camice da lavoro. Sì, perché io sono il suo maestro. Ecco. Il suo maestro perché lui è un bambinone che ancora va a scuola. Ma lo sapete che classe fa? La prima elementare. Vabbè, a me è solo 40 volte che la ripeto alla fine, non è che dai, da poco ancora. Sto imparando. Nell'epoca in cui tutti siamo, i bambini compresi purtroppo, spiegati sui social, ecco il ritorno della maschera classica della commedia dell'arte siciliana, è la maschera siciliana. I bambini conoscono Arlecchino, Pulcinella, eccetera, non conoscono i nostri bambini siciliani la vera maschera siciliana che è Peppe Nappa. Com'è Peppe Nappa? Che tipo è? Peppe Nappa è un bambinone, è un Peter Pan, non è mai cresciuto, sempre giocherellone, amante del cibo, mangiare bene, testa fra le nuvole, giocherellone, divertente, simpatico, scherzoso, un po' stuzzicante al maestro, è sempre un ragazzo che non cresce mai. Se tu vuoi ti faccio vedere
chi è veramente Peppe Nappa? Sì, come no? Peppe Nappa, vedi, io oggi ti ho portato in televisione, c'è Michele Cocuzza e ci sono anche i bambini. I panini buoni col prosciutto cotto, il prosciutto crudo, la mortadella, il salame, la bresaola. No. Ho detto i bambini ci sono che ci vedono. Ah, i gelatini, cioccolato, mandorla, pistacchio, nocciola, torrone. Ascolta, ho detto i bambini, non mi fare brutta figura davanti a Io Michele. non ho capito, i cremini col cucchiaino. Basta. E poi lo sai che io mi vergogno. Guarda come è venuto. Perché sono venuto scalzo. E lo sai cosa ha fatto perché non ha le scarpe? Che ha fatto? Che è successo? Ma perché la colpa è di mia mamma. Mi ha svegliato stamattina alle 6, Michele. Preparati, devi andare in televisione, da Michele Cocuzza ti aspetta. E io, mamma, un minuto. Erano quasi le 8. Di corsa mi sono vestito con la fretta, non ho portato la merendina. Allora, siccome sono furbo, perché io sono anche furbo, ho venduto le scarpe, ho guadagnato 2 euro. Sono andato al panificio e ho comprato un piccolo panino, sai quelli che ci portiamo a scuola noi bimbi? Te lo faccio Guarda vedere, che guarda, panino questo piccolo panino. Anzi, però. No, fermo, davanti alla approfitto. televisione. No, davanti alla televisione, facciamo brutta Michele, figura. lo dividiamo? No, Ma adesso, magari dopo. Però lo posso mangiare dopo, bene? Vedete? Cioè, si è venduto le scarpe per comprarsi E lui è questo. Questo piccolo. Lui è questo. E ne combina di tutti. E le i tipi. reazioni dei bambini quali sono? Ma guarda, la reazione dei bambini è bellissima perché non è un teatro. Noi mettiamo i bambini attorno a Peppe Nappa e al maestro e iniziamo a giocare insieme a loro e loro diventano attori protagonisti insieme a Peppe Nappa. Cioè non è uno spettacolo teatrale, quindi è uno spettacolo culturale, comico, dove i bambini assistono ma interagiscono direttamente Ecco qualche immagine, se voi guardate là sopra in alto. Sì. Ecco. Ecco Peppe Nappa all'opera, vediamo se c'è l'audio. Qua è quando apparecchiavo il tavolo, che mi nascondevo dal maestro, mi nascondo dal maestro e mi ricordo che sto apparecchiando il tavolo perché mi cerca il maestro. Ho detto, qua dico ai bambini, voi avete fatto colazione? E io no, e mostro infatti la mia borraccina o le mie portamangiare di Winnie the Pooh. Aspettando, vedi, questa è la parte che ho la borraccina. Che qua vi dico, bambino, ho dimenticato a bere, ho una sete, infilo la lingua e come vedete rimango incastrato. Questo è Peppe Nappa. Giocherellone rimane con la lingua incastrata. Dov'è c'è, qua mi aiuta la maestra e dico, grazie maestra, ce l'ho fatta. E dico, bambini, mi raccomando, non mettetemi la lingua così. E un'altra volta, perché Peppe Nappa è ingenuo, è un facilone, rimette la lingua nella borraccia e rimane incastrato. Michele Russo. Allora, Peppe Nappa è un personaggio che vogliamo portare nelle scuole e da domani, essendo carnevale, noi andiamo nelle varie scuole e facciamo spettacoli sia per i bambini dell'infanzia che per la primaria. Però durante l'anno Peppe Nappa fa vari spettacoli secondo i periodi storici che ci sono. Ad esempio a Natale. A Natale com'è? Peppe Nappa, io porto Babbo Natale. Però porta con lui Babbo Natale e ne combinano di tutti i colori. E adesso che è questa stagione che ci ha un po' preoccupato, che fa Peppe Nappa nelle scuole? Com'è? Domani iniziamo, come diceva poc'anzi il maestro, c'è tutto il carnevale, quindi il repertorio carnevalesco, quindi burlone, divertente, scherzoso con i bimbi. Come stiamo vedendo nelle immagini. Ecco, questo è uno spettacolo anche questo qua. E diventano anche pittori, gli dipingono la faccia. Come vedete, i bambini sono protagonisti in questo momento, mi stanno insultando, dipingono perché io faccio finta di essere una statua e mi stanno dipingendo. Poi passiamo allo spettacolo anche di primavera, risveglio di primavera, cioè risveglio di primavera. Invece io mi addormento in primavera, al contrario, l'effetto opposto. E poi c'è il fine anno scolastico, dove il maestro mi interroga, vediamo se ha studiato. E poi facciamo decidere ai bambini se farlo promosso o bocciato. Ogni anno viene bocciato. Quindi quest'anno sarà la 41esima volta che sarò bocciato. 41esima volta. Vediamo, facciamo un esempio di domande che fa il maestro per vedere se è preparato. Sì, è facile. Peppe Nappa 2 più 2. Vabbè, ma che in televisione, perché ce la fa 2 più 2 fa 6, Michele, 2 più 2 6. Ma che 6? I bambini che ti dicono che fa 4 e tu mi dici... i bambini mi dicono che fa 6, maestro. No. Ma e poi un'altra cosa. Tu che hai girato il mondo... Sì.
Dove sei stato? Io, tutto il mondo, Catania, Tre Castagni, Via No, Grande. allora non mi imbrogliare. Tu mi hai detto che sei stato anche in Africa. Sì, Michele, tu ci sei stato mai in Africa? No, io mai. C'è un freddo, No, Mimo, un in freddo. Africa. In Africa, ma che dici? Sì, si va a sciare, poi incontri l'orso polare, i pinguini. Sì. Ma no, non è vero, non è vero, perché in Africa i bambini lo sanno, c'è freddo. No. Tu sei il solito imbroglione. E al contrario, al Polo Nord che c'è caldo, in Africa si confonde il maestro, ma come deve fare questo maestro? Non voglio parlare di storia e di geografia perché non sa niente. Ad esempio, a Catania quali monumenti ci sono? Anzi, vediamo. A Catania c'è il monumento. Ah, quello nella. A Piazza Sesegua, ad esempio, che monumento Sì, c'è Vediamo se- un'insegna dove si mangiano quei bei panini. No, che sono- no, io ti ho detto, Le due montagnine, io t'ho no. detto il monumento, non mi fare fare brutta figura. Ah, Peppe Rappa, c'è il mio monumento. No, c'è un, te lo voglio dire piano piano, così non lo c'è, un grande musicista. Ah, Lucio Battisti. No! Riccardo Cocciante. No! Tiziano Ferro. No, inizia con la B. Buongiorno Sicilia! Ecco. No, allora, si chiama Bellini e per questo, vedete, non sa niente. Beh, è un amico tuo? Beh, è un grande musicista, è uno Forse, famoso. ieri forse, non so. No, Michele, vedi che tipo è Peppe Nappa? È uno che veramente non sa niente. Quello che ha fatto la norma. Esatto. Sono bravissimo. Pomodoro, melanzane fritte, ricotta silata. No, Ma che fa? Andiamo a mangiare. Scusa, io devo andare perché devo andare a mangiare. No, devo ascolta. restare qua, niente, devo restare. Allora, avete visto? Questo è Peppe Nappa. È Grandioso, uno che ne simpaticissimo. combina in pochi minuti e vedete cosa ha fatto. Che Sì, ha fatto questo- esaurire. I bambini impazziscono sicuramente. Questo è descritto, questo spettacolo è un po' per i bambini un po' più grandi, quindi fasce già quarta e quinta elementare. Quindi noi spaziamo, abbiamo spettacoli per infanzia 3, 4 e 5, primari, quindi ci E divertiamo. qual è il messaggio? Perché anche con una maschera della commedia dell'arte. Cioè, Allora, il messaggio che noi vogliamo prima di tutto fare conoscere il personaggio esatto. e fare amare un personaggio siciliano, ed è giusto. La seconda cosa, come lui è uno che imbroglia, fa le marachelle, eccetera, noi vogliamo dire ai bambini che quello che fa lui non lo devono fare. Ah, ecco. E poi un'altra cosa che i bambini cosa devono fare? Devono studiare, perché se studiano vanno avanti, non come a lui che rimane sempre alla vai prima indietro. elementare. E poi soprattutto vivere un'ora, perché lo spettacolo dura circa un'ora di spensieratezza, di allegria. Questo. Giusto, è bellissimo tutto questo. Complimenti, grazie Luca Parisi Grazie. che è Peppe Nappa, grazie a Michele Russo, direttore artistico. Prossimo impegno a scuola dove andate? Così Domani siamo a Via Grande. Da questa settimana siamo a Via Grande, nella scuola Verga di Via Grande, e quindi facciamo sia l'infanzia che la primaria a Via Grande. Quindi bambini preparatevi, E domani poi- c'è Peppe Nappa! E poi giriamo sempre la Sicilia, andiamo nelle scuole, prima facciamo la zona di Catania e poi andiamo oltre Catania. Fantastico, e chissà come si divertiranno i bambini e i ragazzini. Grazie mille per essere grazie stati a con voi noi. che ci avete invitato. Complimenti anche e grazie per averci fatto sorridere, visti i tempi non è facilissimo. Adesso l'oroscopo. Buongiorno Sicilia. Già in onda. Allora, scusami Marco, ma io ero preso con Peppe Nappa e il suo istruttore, il suo maestro Luca Parisi e Michele Russo. Buongiorno a te e buon inizio di settimana. Allora, oggi di chi parliamo? Buongiorno. Buongiorno Michele, buon inizio settimana. Allora, oggi parliamo delle polemiche che già sorgono in vista di quella che io chiamo simpaticamente la settimana santa sanremese, e che quest'anno inizia proprio il 24 febbraio, martedì.
Per cui cosa accade? È stata proposta anche una rosa di ospiti, oltre che quella di cantanti, tra cui il comico Pucci. Ci sono sollevate molte polemiche perché è stato accusato un po' di razzismo e di poca correctly in generale, ma si difende il comico rinunciando a Sanremo e dicendo che non odia tutti. Sicuramente il avere qualche colpo di coda da Saturno. È uscito Nettuno dai pesci, quindi non è più in opposizione, ma Saturno ancora è nei gradi d'opposizione. Questo avverrà comunque con uno scivolamento a San Valentino nel segno zodiacale dell'Ariete, per cui la Vergine ha un'ultima settimana difficile e che non ci ripensi. Auguro comunque a tutti i rappresentanti di questo segno zodiacale di tenere duro ancora fino a San Valentino, il giorno dell'amore, finalmente vi libera anche da Saturno e poi non vedo l'ora che inizi Sanremo. Dunque, il cielo zodiacale di oggi c'è una bellissima luna in Scorpione. Cosa accade allora? L'Ariete è decisamente un po' poco convinto di tutta una serie di suggerimenti della Luna, che Luna e Marte non vanno proprio molto d'accordo per adesso, quindi dubbi. Toro, per voi la Luna è d'opposizione, quindi quando è in opposizione è sempre un confronto tra gli altri. Erano le emozioni, quindi forse a volte siete un pochino più cauti nell'esternare, nell'aprirvi. Gemelli, è una luna che decisamente vi spinge a essere un po' leggeri, un po' a trascurare i particolari delle cose, centrarvi un po' di più su progetti ampi, arditi come il vostro cielo zodiacale vuole. Cancro, la luna è il vostro timone e in Scorpione in un bellissimo trigono. Si bea di non valutare nessun tipo di difficoltà perché è iniziata la settimana di San Valentino e già siete più romantici che mai. Leone, per voi invece la luna di quadratura sembra essere un po' una luna scettica, come se vi ponesse delle difficoltà davanti alquanto oggettive, per cui tenterete di ovviare con saggezza. Vergine, ottima la luna per voi che in terza casa fa arrivare delle notizie positive, peraltro tanto attese. Bilancia, per voi è una luna di sindaca, una luna che fa fare bambino a se stessa, proprio perché i conti devono comunque quadrare, Cancia, non c'è solo il bello delle cose. Scorpione, protagonisti della giornata, un po' camaleontici oggi, ed adattabili a tipo di situazione. L'ironia è una delle parti più belle del vostro segno zodiacale, oggi ne userete abbastanza. Sagittario, per voi oggi è una pensierosa, ma una luna che vi rende stranamente calmi, un toccasana direi per voi che se siete sempre scalpitanti. Capricorno, per voi oggi è una luna che vi fa fare una cernita amicale o di personale intorno a voi, non tutti sono adatti per procedere insieme a voi. Acquario, per voi oggi è una luna urticante perché la luna in Scorpione vi pone dubbi, incertezze, insicurezze, per cui oggi vi chiuderete in un certo scetticismo. Pesci, luna di trigono per voi, una luna raggiante che vi dice che i problemi sono finiti, anche se tu sta per auguro a tutti splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Marco, buongiorno a te, speriamo che si sia sentito bene, anche se ogni tanto c'era qualche piccola interruzione. Luca, le ultime flash sulla stampa. Allora, velocemente un po' di notizie che raccogliamo dai giornali. Clan Montana, non c'è mai fine al peggio, la maledizione di Kranz, addirittura bruciato il memoriale dedicato ai ragazzi morti in Svizzera, cioè veramente non sono riusciti in Svizzera neanche a garantire la sicurezza di quello che doveva essere il memoriale di una tragedia del quale gli svizzeri sono evidentemente responsabili, quindi questo brucia il memoriale dedicato ai ragazzi morti nel rogo in Svizzera. Il padre di Tamburi non mi stupisce e
ennesima prova di stupidità, parole certamente da sottoscrivere. Questa è la notizia che riguarda Crans Montana. Poi autovelox, tutti ci incappiamo, perché insomma chi guida ovviamente deve fare fronte agli autovelox. Ma che succede in Italia? Sono 1000 i dispositivi in Italia, solo 1000 i dispositivi in Italia a norma nel 2025. Gli enti locali però hanno incassato quasi 2 miliardi dalle multe, c'è il rischio di valanga dei ricorsi contro i comuni, il Ministero e i rilevatori non omologati non possono operare. Un altro pasticcio all'italiana, insomma vedremo quanto costerà ai comuni questo pasticcio. E poi c'è una bella riflessione di Milena Gabbanelli nel suo data room sul Corriere della Sera sulla crisi del Made in Italy, la crisi, diciamo, i marchi storici in vendita. Veramente se ne stanno andando praticamente tutti. Nel 2022 per proteggere le nostre imprese è nato un ministero, che è quello che diciamo anche del ministro Urso, in un solo anno 429 aziende italiane passate nelle mani estere, l'assenza di politica industriale e incertezza sugli incentivi. Questa è una svolta chiaramente anche un po' siciliana. Guarda, ti faccio vedere solo qualche nome: Iveco, Bialetti, Piaggio, IP, insomma ce n'è veramente tantissime che sono passate in mano, vedete, a tutti gli stranieri. A te Michele. Grazie Luca, grazie a tutti voi per essere stati con noi. L'appuntamento adesso per le notizie è alle 13:30 con il telegiornale TG Sicilia. Buongiorno Sicilia, e domani ci rivedremo con altri colleghi che vi daranno il buongiorno.